Amici carissimi, oggi vi facciamo entrare in un salotto particolare. Siamo nei giardini pubblici di Cagliari e in mezzo a queste bellissime piante e a questo bellissimo verde abbiamo appena concluso il concorso di eleganza per automobili d'epoca, un evento, oserei dire, eccezionale, strepitoso, che si è concluso in maniera altrettanto strepitosa, con un pubblico strabocchevole che ha assiepato il viale nel quale le automobili hanno fatto bella mostra di sé. Giornata fantastica all'insegna del metorismo storico, non solo, ma c'è stato un connubio altrettanto apprezzabilissimo con le modelle della sartoria della casa di moda Aresu, nonché con la Venus Dea del maestro, come si chiama? Maurizio Ciaccio. E qui con noi abbiamo ovviamente voluto invitare due personalità e due esponenze del Lions, perché devo precisare che la manifestazione è stata fortissimamente voluta dal Lions Club, che hanno improntato questa giornata col fine ovviamente umanitario che i Lions si prefiggono, e con me abbiamo due esponenti importanti, la governatrice del distretto 108L, la signora Maria Antonietta Lamberti, e quello che io definisco il trainante, la persona che ha dato tantissimo per la riuscita di questa giornata e che attraverso anche una conoscenza personale con la mia persona ha fatto sì che poi il tutto si potesse realizzare in questa maniera sicuramente segnata dal successo, e mi riferisco al dottor Brunello Masile. Sia la signora, la governatrice, la signora Lamberti, che Brunello Masile sono qui con me, e io quindi chiederò un commento finale alla signora Lamberti, che devo dire ha aperto il concorso di eleganza con delle bellissime parole, e io adesso sono in attesa che lei concluda il concorso di eleganza con altrettanto bellissime parole. Prego. Non è una forzatura quello che mi chiede il presidente Alfano. La conclusione è sempre il surrogato di una mattinata che si è conclusa nella maniera più bella, perché l'eleganza delle macchine, e poi il nostro presidente ha voluto accostare all'eleganza sia in senso spirituale, sia in senso così concreto e compiuto, alla eleganza delle donne. Mi riempie di gioia, perché in questa annata io sono appartenente a quel genere, e quindi genere femminile. L'eleganza personale può essere anch'essa messa a concorso, ma sono veramente, vi posso dire, contenta, compiaciuta di come è stato preparato l'evento e come si è concluso con la premiazione. Non sapevo di trovare due donne alla guida dell'automobile premiata, e invece anche questo, non so se è casuale, così sembra, oppure ricercato, ha fatto sì che poi il primo premio andasse a finire ad un bellissimo gruppetto di meravigliose donne, ma veramente meravigliose, come impostazione, come perfezione, stavano veramente in armonia assoluta alla guida di una altrettanto bellissima ed elegante automobile. E allora non basta una donna che dava una premiazione ad altre due donne accompagnata dalla stilista, il massimo. Abbiamo concentrato il massimo. Ho suggerito, e spero che ci sia un seguito, almeno annualmente questo evento deve essere ripetuto, perché quando si ha successo in un'annata non bisogna dimenticarlo, perché sapete, siamo in una società di fretta, ma ci deve portare a riflettere, perché attraverso il momento della riflessione
noi possiamo spaziare e incentrare sugli sponsor e fra di loro gli sponsor, consentitecelo, i Lions ne sono orgogliosi di aver fortemente voluto. Volevo chiederti, scusami, quindi diciamo che il tutto, come ho detto nel commento di presentazione, possiamo dire di aver fatto la festa delle donne, della femminilità. Questo mi sembra poi il sunto, con quello spirito di dinamismo e di entusiasmo che ha nobilitato i Lions nei propositi ovviamente del loro fine, e anche il Circolo Sardo Automoto d'Epoca, di cui sono presidente, e che non porta avanti se non un discorso Culturale sul motorismo del passato. Certo. Dice il detto: squadra che vince non si tocca. Ecco, e quindi il tuo augurio per una ripetizione annuale della manifestazione io lo colgo di slancio, e ti garantisco che noi come Auto d'Epoca, e parlo di auto con la maiuscola ovviamente, saremo sempre pronti e disponibili in questo connubio. Grazie a te. Io voglio poi chiedere anche all'amico Masile le sue impressioni e se la conclusione ha premiato tutti gli sforzi che sono stati fatti in questi giorni di preparazione, e io che li ho vissuti so che sono stati tanti e che ti hanno impegnato, Brunello, in tante sfaccettature, per la buona riuscita della manifestazione e per il buon nome del Lions, al quale tu ci tieni in maniera incredibile. Prego, Brunello. Allora, ti ringrazio Nello, innanzitutto ringrazio veramente la governatrice perché mi ha dato questa possibilità di poter creare questo evento, che è l'evento Lions Day 2014. Devo dire che mi ha dato la fiducia, io spero di aver ricambiato veramente tanto la fiducia della governatrice, perché lo slogan di quest'anno della governatrice è Pro su bene de su mundo for a better world. Quindi dico questo, l'abbiamo fatto per il bene del mondo, l'abbiamo fatto per far conoscere quali sono effettivamente i service dei Lions. I Lions hanno tanti service, il più importante è la casa di accoglienza per i familiari dei malati oncologici. Quest'anno abbiamo avuto con tantissimi officer il problema delle nuove povertà, abbiamo e siamo riusciti a creare degli eventi per quanto riguarda un convegno sulle nuove povertà. L'abbiamo affidato a un officer di particolare prestigio che è l'amico Guido Alberti, così come abbiamo avuto il modo di poter creare un altro service importante, quello sulla violenza sui minori. La maestria e il prestigio dell'amica Roberta Usai, che è riuscita veramente a dare tanto per questo service distrettuale. I Lions sono altresì impegnati nell'ipovedenza, sono impegnati sono impegnati nel sociale tantissimo. Quindi io ringrazio la governatrice, ma soprattutto ringrazio Nello e tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano. La stilista Vanessa Resu, che ha portato delle creazioni bellissime, fantastiche, sono veramente delle perle rare. Scusa che ti interrompo. Sì. Cerca se ci riusciamo, di trasmettere ai telespettatori la scenografia meravigliosa che abbiamo vissuto con queste fanciulle, modelle e anche i modelli maschi, che sfilavano insieme alle automobili. Il connubio, caro Nello, è stato abbinatissimo, perché sia tu che Vanessa e Walter Bereu della Sartoria Bereu siete riusciti a creare questo connubio. Eleganza con le auto storiche, eleganza con le modelle che hanno sfilato accanto alle auto storiche, eleganza con i capi che sono stati... E con i brani musicali suonati. E con i brani musicali suonati, esattamente, perché per ogni auto vi ricordo che ai telespettatori c'era un brano scelto appositamente, concedetemelo, dalla maestria e dalla classe, stile ed eleganza di Nello Alfano. Ti ringrazio, sei molto gentile. Io ringrazio di aver partecipato a questa trasmissione, con l'auspicio appunto, e faccio mie le parole della governatrice, che possiamo rivederci in futuro e ripetere questa bellissima giornata cagliaritana con
a soddisfazione di tutti, ma soprattutto con la soddisfazione di quell'impegno morale che tutti noi abbiamo e che ci porta a lavorare per gli altri con una sorta di volontariato. Ed è l'ultima considerazione è che attraverso questo volontariato e questo nostro impegno che riusciamo a concludere e a mettere in campo tante belle cose. Grazie ancora a voi e Grazie, alla prossima. Presidente. Grazie. 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 Amici carissimi, credetemi, sto vivendo delle emozioni fantastiche. Si è da poco concluso il concorso di eleganza per automobili d'epoca ai Giardini Pubblici di Cagliari. È andato tutto non bene, benissimo. Abbiamo fatto uno spettacolo di mondanità e di squisitezze tecniche. Ricordo a tutti che i concorsi di eleganza per automobili iniziarono nel 1920 del secolo scorso, negli anni 20, per protrarsi fino a metà degli anni 50. Noi riprendiamo quella tradizione, ovviamente con le automobili d'epoca, che sono ormai come storiche le protagoniste dei primi concorsi di eleganza. Oggi abbiamo portato esattamente 20 vetture da sogno, permettetemelo di dire, ma d'altronde non potevamo fare diversamente, con più di una vettura che è arrivata dal continente e che ha voluto privilegiarci con la presenza dell'automobile, e quindi anche questo è importante. La presenza poi in connubio con la sartoria di Vanessa Resu e con le splendide fanciulle, le splendide modelle che hanno sfilato insieme alle automobili d'epoca, hanno creato una sorta di coreografia veramente molto apprezzabile, ed è stata apprezzata da un foltissimo pubblico. Vi assicuro che le automobili avevano molta difficoltà a districarsi nel viale dei Giardini Pubblici, e quindi anche questo è un successo non indifferente. Era ovvio, amici miei, che io non potessi poi in una trasmissione come questa non invitare le prime 3 automobili classificate. Certo, le automobili poverine non parlano, non possono esprimerci la loro emozione, anche se io le umanizzo molte volte, le accarezzo, gli passo la mano sulla lamiera, però purtroppo non hanno la capacità di dialogare e di parlare, e quindi era ovvio che dovevo invitare i proprietari o i conduttori delle automobili che si sono classificate nella triade, primo, secondo e terzo. 3 vetture splendide, 3 proprietari anche, e devo dire anche 2 proprietarie, perché l'elemento femminile ha dominato oggi in questo evento. La vettura terza classificata è stata condotta da un amico, permettetemelo di definirlo amico con la A maiuscola, una vecchia mia conoscenza di tanti anni, e che non è voluta mancare al concorso di eleganza di oggi con la splendida Lancia Aprilia Cabriolet del 1939. Devo dire che la gente... 38. Del 38, mi corregge giustamente. Devo dire che la gente, l'ho vista, è rimasta con gli occhi sbarrati, attonita, quando ha visto questa vettura, che è veramente una vettura di sogno. Io comunque ti ringrazio, Giorgio, dell'invito che hai voluto esaudirmi venendo qui, e quello che ti chiedo poi è: dimmi una cosa, ecco, che sensazioni si prova a spirare tra 2 ali di folla? Con molta naturalezza. Non è facile descrivere.
Osservato, dai, molto Ti senti osservato, molto osservato. Può essere quello di essere osservato un modo per sentirsi in imbarazzo, Sì. però ti assicuro che il pubblico non osservava il tuo viso, osservava la tua automobile, Esatto. che è diverso. Sì, Ecco, sì. l'automobile, se avesse potesse parlare o rispondere, direbbe: sono felicissima, sono contenta perché sono stata apprezzata in tutto e per tutto da questo fantastico pubblico. Invece alla seconda posizione, immaginiamo come alle Olimpiadi, il podio primo, secondo e terzo, secondo, primo. Sulla seconda posizione abbiamo quella che è una rappresentante della caratteristica femminile che oggi ha dominato, la signora Liliana Bonanno, alla guida di una vettura inglese, una Morgan 4x4, che sicuramente ha destato molta ammirazione, e chiediamo anche a lei, Liliana, come hai potuto evitare l'emozione e l'imbarazzo in una cornice di folla così estesa? Beh sì, in effetti è imbarazzante sentirsi tanti occhi addosso, però giustamente il merito è della macchina. Devo dire che forse in vita mia non ho mai ricevuto tanti applausi e quindi di questo sono devo dire, giustamente contenta. Volevo ringraziare comunque la governatrice, la dottoressa Lamberti, perché ha speso delle parole riguardo alle donne al volante che sicuramente, voglio dire, non possono se non fare solo piacere a noi donne che ci cimentiamo in queste manifestazioni al volante di auto d'epoca, che non sono facili da guidare, sottolineo. Sì, ti comprendo e sono convinto che quello che tu hai detto sia condivisibile non solo da me, ma anche è qui a fianco a me, dalla vincitrice assoluta, proprio, perché poi, diciamolo francamente, terzo, secondo, ma chi conta molto è chi vince. Ecco, è la signora Cinzia Bruschetti, che con me è meravigliosa guidatrice, alla guida di un'altrettanto meravigliosa Fiat 508 Coppa d'Oro, anche un equipaggio femminile tra l'altro, Cinzia Bruschetti. Il cognome Bruschetti non è un mistero per nessuno, come appassionati di automobilismo d'epoca. Il papà di Cinzia è una colonna sicuramente portante del motorismo storico in Sardegna. Cinzia, sei contenta? Sono felice. Sei felice. Sì, molto. Hai vinto una coppa che dire piccola, cioè enorme praticamente. Bellissima. Bellissima, che farà bella mostra di sé nel tuo studio, nei tuoi uffici, quando vengono i clienti per qualche pratica sì. automobilistica. Ricordo, Cinzia Bruschetti, lo studio in via del Fangario di assistenza per pratiche automobilistiche. Ecco, quando verranno i clienti non farà altro che esibire la coppa a tutti. È una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione. Sì, è bellissimo. Sì. E quindi la giornata credo sia stata apprezzabile per tutti voi, e credo che una prossima volta, se ci sarà, accetterete il mio invito a partecipare con molto slancio. Faccio un'ultima domanda a Giorgio, perché Giorgio non ha la dote della femminilità, scusami Giorgio, ci mancherebbe altro, però ha quella dote di profondo intenditore di aspetti tecnici, di meccanica e di carrozzeria, che fanno sì che queste automobili possano arrivare ai giorni nostri nelle splendide condizioni in cui li abbiamo viste. Giorgio, la tua passione per queste automobili
è sempre uguale, è rimasta uguale. No, credo che non muoia mai una passione assolutamente, così. assolutamente no. E quindi credo che anche la prossima volta che ci sarà un concorso d'eleganza, mi auguro presto, tu possa portare oltre alla Lancia Aprilia anche altre vetture di tua proprietà. Oggi avevi anche la 2003 S Coupé che ha fatto ottima figura ovviamente, però tu datti da fare, fai sì che ci siano sempre nuove automobili in maniera da rinverdire sempre questa nostra passione. Io con questo, cari amici telespettatori, mi sembrava il minimo fare quello di portare alla ribalta, oltre che le automobili, anche i primi classificati, perché tutti noi nel nostro piccolo abbiamo l'ambizione non di esibire, ma comunque di dimostrare, e in questo caso lo dimostriamo a voi spettatori, a voi telespettatori, la nostra contentezza e la nostra, devo anche dire, euforia quando poi in un concorso, sia quello che sia, si riesce a stare nelle prime posizioni. Grazie veramente di cuore. Adesso, dopo questa fatica mattiniera, ci aspetta un doveroso e accogliente pranzo che consumeremo con le nostre gioie che ci derivano dall'aver realizzato un evento veramente unico, credetemi, e quindi con questo io ringrazio dell'attenzione che ci avete prestato e auguro saluti cordiali e sportivi e motoristici a tutti voi. Grazie. Grazie a te.